tua radio. Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bentrovati amici, oggi proseguiamo il nostro viaggio all'interno delle vitamine e oggi parleremo del complesso vitaminico B. Prima di iniziare vorrei fare una premessa. A qualcuno magari potrà sembrare strano che si sia cambiato nome di alcune vitamine per classificarle, ma è opportuno dare uno sguardo al quadro delle vitamine B, perché queste vengono affiancate da un numero. Vi faccio un esempio. La vitamina PP diventa la vitamina B3, mentre l'acido pantoteinico ora è la vitamina B5 e la vitamina H è la B8. Naturalmente da vari anni infatti ci si è accorti che le vitamine sia la B1 che la B2 non si trovano in genere da sole, ma sono associate ad altre, alcune delle quali, se studiate singolarmente, non avevano ancora rilevato la loro parentela. Continuando invece le ricerche, si è scoperto che queste e diverse vitamine spesso si trovano negli stessi vegetali o negli stessi prodotti animali che agivano nello stesso senso. Quindi si compensavano, si complementavano ed infine facevano parte di un insieme indiscibile. Così sorse appunto l'idea di un complesso, chiamato complesso appunto vitaminico B, che doveva rivelarsi indispensabile al metabolismo cellulare, quale la respirazione, la nutrizione e naturalmente l'assimilazione. Però è comunque essenziale tener presente questo principio, perché vedete la scienza attuale ha riconosciuto che certe vitamine coesistono in natura e che ogni vitamina del complesso B non sembra aver valore e a fornire il suo massimo se non viene associata alle sue simili. Infatti, ciascuna sembra avere, rispetto alle altre, un ruolo di catalizzatore e di regolatore. Nelle loro differenti funzioni, esse quindi si completano a vicenda. Si vedrà ad esempio che la vitamina C di sintesi non può guarire da sola uno scorbuto emorragico, ma invece ne è capace il succo di limone. Perché? Perché il succo di limone contiene la vitamina P, la quale va a esercitare un'importante azione di permeabilità capillare. Così la vitamina P è divenuta vitamina C2. Quindi è un breve discorso per farvi capire che si parla di complesso perché sono due vitamine che insieme riescono ad agire come nel caso che abbiamo visto adesso. Quindi si può ripetere, senza tema di sbagliarsi troppo, che un'alimentazione sana e anche biologica copre il fabbisogno vitaminico del nostro organismo. Le indicazioni del complesso vitaminico B sono numerose e tra queste troviamo la crescenza, la convalescenza, la gravidanza, i vari disturbi dell'assimilazione, le nevralgie e le polinefriti, le infiammazioni anche della lingua, delle gengive, l'inappetenza, le coliti, la stipsi, l'anemia, l'affaticamento generale, l'irritabilità, i disturbi anche della tiroide, i disturbi delle surrenali, del pancreas e anche la prevenzione dell'aterosclerosi.
Le conseguenze quindi delle terapie di antibiotici, la cui somministrazione viene data, vanno a sopprimere generalmente una parte o tutti i germi intestinali utili e questo causa una carenza vitaminica. E in questo caso la somministrazione simultanea di lieviti, che sono gli elementi tra i più ricchi di vitamina B, è divenuta da tempo regola inderogabile in medicina. Iniziamo a dare una descrizione della vitamina B1, che la troviamo abbondantemente nella pellicola dei chicchi, di frumento, riso e anche di altri vegetali, e poi nelle noci, le leguminose, arachidi e gran parte degli ortaggi e della frutta e in principal modo anche i lieviti. Questa vitamina risulta molto importante per l'equilibrio nervoso, è uno stimolante dell'appetito e agisce beneficamente sull'intestino. Quindi favorisce inoltre l'assorbimento di ossigeno attraverso le cellule e l'assimilazione degli zuccheri. Interviene anche nella sintesi dei grassi degli zuccheri, chiamati anche glucidi o carboidrati nel linguaggio scientifico. Oltre ai disturbi della digestione, la sua totale assenza causa il beriberi, i cui sintomi possono essere stato appunto con edema e debolezza alle gambe, palpitazioni, dolori reumatici, atrofia muscolare delle gambe, contrazione anche dei tendini e, come dicevo, palpitazioni, e quindi anche una forma a volte di disturbi circolatori con agli arti sempre inferiori, qualche volta al collo e al viso, quasi sembrano paralisi, disturbi ai nervi della testa e anche vomito. E quindi vediamo un attimino appunto di introdurre la vitamina B con senza magari utilizzando cotture sbagliate o magari alimenti troppo raffinati. E vediamo anche però le sue principali indicazioni, che sono appunto le nevralgie, ma nevralgie varie, le nevriti, la sciatica, le polinevriti, disturbi del ritmo cardiaco, disturbi della gravidanza, arresti di crescita, spasmofili addirittura del lattante. Per quel che riguarda l'infuso e la macerazione delle piante, che prescriviamo quasi sistematicamente a coloro che ci consultano, da un punto di vista curativo e preventivo, ci sono ancora delle anime nobili, cioè alcuni che magari mettono in dubbio che questi preparati sia solo acqua sporca. Ora, l'infuso di foglie di mirtillo è, fra le altre cure, efficace nei diabetici, nelle colibacillosi e nei disturbi della circolazione. Gli infusi di foglie di ribes nero e di regina dei prati sono indicati nei processi addirittura reumatici e il decotto di foglie di rovo è in genere un rimedio sovrano nelle angine banali. La composizione di queste piante ci mostra oggi la ragione della loro efficacia, nota però da secoli e da alcuni medici ancora al consumatore. Anche se le piante medicinali somministrate in forma semplice, infusi o macerazioni, possono comunque fornire un certo apporto di vitamine e minerali, anche se sono semplicemente dei decotti. Poi li troviamo logicamente già trattati e in gocce. Con questo abbiamo concluso quello che riguarda il discorso della prima parte del gruppo vitaminico B. La settimana prossima andremo a vedere il complesso di vitamina B2 e tutte le sue caratteristiche comunque che la compongono. Grazie per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail @gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it.
Bentrovati amici ascoltatori, oggi andiamo a parlare di un argomento molto delicato ed è un argomento anche di fonte di molta preoccupazione per tutti coloro che sono alle prime armi con internet oppure possono incappare all'interno di quello che è il fenomeno del phishing. Cosa sarebbe questo fenomeno? Sono SMS, messaggi WhatsApp, messaggi email o addirittura anche messaggi a livello di PEC, dove ci viene richiesto di fare un pagamento urgente oppure una truffa di qualsiasi genere. Vi faccio un esempio. È capitato una persona che conosco che gli è arrivato un SMS dicendo: mamma, questo è il numero provvisorio che ho perché mi hanno rubato il telefono, a questo numero manda tot soldi perché devo prenderne uno nuovo, sono in seria difficoltà. Ecco, questi purtroppo sono il lato oscuro che non solo a livello di social ma anche a livello di internet ci sono. Ed è possibile riconoscerli? La risposta è sì. Dunque, se si tratta di un'email, la prima cosa da fare è mai e poi mai aprire un allegato perché è un potenziale virus. Voi potreste aprire questo allegato che magari è anche sotto forma di PEC, quindi potrebbe ad esempio arrivarvi un messaggio di PEC, che per chi non lo conoscesse è la posta certificata, è l'equivalente elettronica di una raccomandata, quindi è un documento legale con su scritto che voi non avete pagato una determinata fattura, ma se state attenti e non vi fate prendere subito dalla paura, potete notare che in queste email mancano alcuni dettagli. Potrebbero esserci errori grammaticali, non c'è il mittente, non c'è il vostro nome, magari c'è il nome della ditta, ma non c'è il vostro nome fisico e soprattutto non è firmato da nessuno. E se guardate bene, magari a livello di indirizzo di recapito, lì potreste notare subito che manca qualcosa. Ad esempio, non so, via Roma e al posto del 2 c'è un numero stratosferico di 7-8 cifre. Ecco, in questo caso la cosa migliore da fare è buttarla nel cestino, ignorarla. Stesso discorso vale per quanto riguarda gli SMS o i WhatsApp. Bloccate subito quello che è il contatto. Prestate anche molta attenzione alle truffe degli operatori telefonici. Vi spiego. Molte volte gli operatori telefonici, siccome sanno benissimo che nessuno di noi risponde, cosa fanno? Prima tutti noi lo potevamo riconoscere perché chiamavano con dei numeri fissi, un 02, un Milano o qualcosa del genere. Adesso si sono fatti più furbi, quindi utilizzano numeri di cellulare. Se voi non rispondete, non succede nulla, ma se provate a richiamare quel numero, partirà un disco del vostro operatore che vi dirà appunto che quel numero non esiste. Quindi in questo caso, se non conoscete un numero, non rispondete. Quando ha smesso di rispondere, provate a richiamarlo. Se vi dà TIM, Vodafone, l'operatore che voi avete, bloccate il contatto, non vi chiamerà più. Ma tornando sempre agli operatori telefonici, purtroppo non esiste una vera e propria applicazione che ve li blocca. Certo, vi può rendere la chiamata silenziosa, però vi rimane sempre una chiamata. Quindi state attenti se rispondete, perché loro diranno, esempio, signor Mario Rossi, e in automatico una persona dice sì, mi dica, ecco, è quel sì che vi frega, perché loro registrano la telefonata e quel sì lo mettono all'interno del contratto. Esempio, lei certifica che sì, lei certifica che ha accettato questo contratto, utilizzano il sì registrato, quindi mi raccomando, quando vi chiamano non dite mai sì, ma dite semplicemente mi dica. Non date mai parole che hanno una risposta confermo, sì, mi dica, cioè solo mi dica e basta, questo tanto per dirvi. Quindi da come avete capito il phishing non è nient'altro che email, messaggi a livello di WhatsApp o a livello di PEC che vanno a truffare quelle che sono le persone e questo avviene tramite delle fughe di dati. Quindi il consiglio è quello di non aprire assolutamente nulla. Qualora, perché siamo esseri umani,
aveste magari aperto un allegato o qualcosa, fate partire subito il vostro programma di antivirus e magari date un colpo di telefono anche subito alla banca qualora aveste messo delle coordinate bancarie. Il mio consiglio è sempre quello di non aprire, piuttosto se avete un commercialista inoltrate l'email o la PEC direttamente al professionista. Guardate che delle volte cosa succede? La PEC è un po' più, passatemi il termine, sveglia dell'email. Se inoltrate un messaggio di PEC a un'altra persona, vedete che vi ritorna indietro un'altra email dicendo tentativo accettato. Se inoltrate un'email di phishing, vi tornerà indietro un'email con su scritto è stato impossibile inoltrare perché si tratta di un virus. Ecco, in questo caso al professionista tranquilli non gli avete mandato nulla, quindi dovete buttare via assolutamente tutto. Se volete essere sicuri, prima di aprire una PEC, dovete fare così. Basta che andate su Google, digitate l'indirizzo email della PEC che vi è arrivata e si aprirà un sito del governo. Lì basterà incollare quello che è il discorso dell'indirizzo della PEC che vi è arrivato e vi diranno subito chi è oppure se non esiste, perché molto spesso gli hacker cosa fanno? Prendono magari delle email, le traducono magari sotto un'altra lingua, magari in inglese, per far capire che non esistono ed è subito un attimo mandare in panico qualcuno, perché se ricevete un'email o una PEC con su scritto avviso di, se non date entro 5 giorni succede questo, questo e quell'altro, sfido chiunque che non si spaventi un attimo. Quindi mi raccomando, è vero che il computer, il cellulare ci hanno alleggerito di molto quello che è la nostra vita, però sappiate sempre che sono mezzi ignoranti, nel senso che non hanno una capacità di giudizio. Siamo noi che gli diamo l'ok, quindi prestate sempre, sempre molta attenzione, soprattutto quando ricevete magari una telefonata finta, papà ho fatto un incidente però non sto male, mi raccomando telefono a questo numero. Fate in modo che magari con i vostri figli o figlie abbiate quello che potrebbe essere una domanda segreta, dimmi dove sei nata oppure dimmi il soprannome che ti do per farmi sapere che sei tu. Così almeno sapete subito se è una truffa, perché purtroppo oggi c'è moltissima tecnologia, ma c'è anche moltissima dall'altra parte tentativi di furti e quindi basta veramente poco. Poco importa avere blocchi di chiamate, poco importa avere antivirus, ma se vogliono riescono a entrare in quelli che sono server protetti come Microsoft o come Sony anche dal punto di vista di PlayStation. Figuratevi se quanto ci metterebbero loro a scavalcare un antivirus di una persona diciamo casalinga. Quindi se siete anche propensi sempre ad acquistare in internet, mi raccomando, anche se avete PayPal, non salvate mai quando il computer vi dice salviamo la password così tutte le volte, non fatelo mai e cambiatela molto spesso. È sempre opportuno cercare di far questo e utilizzare dei caratteri speciali. I caratteri speciali sono, non so, l'hashtag, l'asterisco, delle parentesi grafe, insomma, cercate di tutelarvi in questo modo. Questi sono piccolissimi consigli, rientrano sempre nel lato oscuro dei social perché purtroppo la maggior parte delle volte è da lì che avviene la fuga dei dati. Grazie per essere stati in mia compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima. Omar dropped it.